È successo che ieri sera io ero nel divano in cucina, ma è un cantoncino che non si vede. E tutto in un colpo mi giro, vedo due persone. Ma ho detto, perché non avete suonato? Si è ritrovata due estranei in casa, Beatrice Slongo, novantenne, residente in vicolo Caldibreda, a Santa Maria del Rovere. Le due donne, due ladre, si sono finte amiche della figlia. Una, con la scusa di andare in bagno, ha lasciato la complice, libera di guardarsi intorno. Mi serviva il pipì, mi serve tanto perché volevano guardare dappertutto. Mi ha lasciato in bagno con quella e è venuta in cucina. Io faccio per venire fuori, perché là sul corridoio abbiamo la porta che porta sulle scale. Mi ha chiuso, questa handicappata, mi ha chiuso e io ho detto aspetti che è aperto, che apro. E lei no, stia qui lei, stai qui. E io ho pensato, questa mi vuol tenere qua perché l'altra va in cucina a rovistare dappertutto. L'anziana è stata tenuta poi a forza nel corridoio, ai piedi delle scale. Infine ha gridato. Hanno preso paura perché ho il telesoccorso. Hanno guardato il telesoccorso e se la sono svignata. L'anziana è scossa, ha paura perfino a uscire di casa, teme che qualcuno le si avvicini per sfilarle la fede al dito. Molto demoralizzata, perché è un brutto mondo. Da Treviso a Santa Elena di Silea, via Buel de Lovo, via Franceniga, ladri scatenati. Senz'altro che volevano entrare. Tutti quanti hanno paura. Tutti sono in allarme perché ogni notte succede qualcosa qua attorno. In questa casa sono andati a prendersi una scala sul retro per raggiungere le finestre al primo piano. Hanno rotto questo balcone e quello sopra e sono saliti dentro. Noi stavamo cenando in cucina e abbiamo sentito che hanno scassato la finestra, siamo andati a vedere, sono fuggiti giù per la scala e sono usciti. Perché io ho anche l'allarme, ma non lo attacco quando vado a letto di solito. Adesso lo attaccherò sempre perché è troppo pericoloso.